Eccoci, buonasera, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuovissima live di quello che fra un po' diventerà un podcast, sto scherzando, del Nuragamaster. E come sentite abbiamo qui con noi Ina Rimiko. E ciao Ina, ben ritrovato. Ciao bellissimi, benvenuti al podcast più rock. No, vabbè, no, niente, scherzavo. Non sono bravo a fare c'è un motivo per il quale non lavoravo come allenatore di pallone per Mila e Shiro quando facevano le non ti estate. vedrei nemmeno nei vecchi programmi di MTV quando partiva così. Ciao a tutti, bellissimi, fighissimi, grandissimi. No, vabbè, lì magari sì, perché potevo fare la voce cringe come adesso. Il problema è che mi cringio da solo perché sono passati tipo quanto? 15 anni? Cioè, nel senso. 15 che anni avevi adesso ancora i peli nella coda. No, ma non ero ancora nato, anzi, ricordiamolo tutti che Ina è minorenne. No, non è vero. Non è vero, non Mandate... sarebbe qua, non sarebbe qua. No, anzi, iscrivetevi al mio OnlyFans, mi raccomando. Esatto, soprattutto. Di che cosa parliamo Ina oggi? Ma in realtà volevo parlare, non lo so, devo vedere tra le mie... No, scherzo. No, oggi, dato che non avevamo niente da fare, abbiamo deciso di parlare dell'estate, perché fa un caldo porca boia. Porca miseria. Sì, fa tanto caldo. Qui da me ci sono sui 35-36 gradi. Da te? No, da me guarda 40 all'ombra però, come si suol dire. A Londra. A Londra, sì, esatto. Però qui non ci sono accoltellamenti. Perché? Mi fa questo scherzo? Ina, cominciamo ad essere buonini. Quale scherzo? Allora, bene, tu come passi solitamente l'estate, Ina? Oddio, quale scherzo? Perché sono saltato la linea, madonna. No, che ansia. No, paura, Come passi? Tantissima paura. Allora, Ok, estate, prima domanda, forza. no, prima domanda, così. Tu come passi solitamente l'estate? Dimmi, ok, come passo l'estate? Allora, passo l'estate tipo a sudare col culo sulla sedia perché lavoro e studio. Esatto, come la maggior parte magari di quelli che ci seguono. Perché studi tu? No. A parte postare roba sui social, così, vero? Perché No, allora praticamente praticamente sta su YouTube e anche sull'altro social, TikTok. social. Sì, E pubblica spesso shorts, video su videogiochi. Perché lui no. si spaccia per gamer. Dunque. No, io spaccio e basta. No, scherzo. Ci dissociamo. Scherza, anche se la verità. La verità è. Adesso faccio la domanda. Per te, cosa significa la parola estate? Cosa sarebbe? Come la descriveresti l'estate? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è il mare e la seconda cosa che mi viene in mente è che è una zuppa. Che uno pensa che in realtà il mare è acqua, no? In realtà non è un bicchiere d'acqua, è una zuppa. Perché ci stanno gli animali dentro. E gli animali dentro siamo noi che facciamo il bagno. Sì, mi raccomando, non fate la pipì però, perché fa un po' schifo. Però penso che No, vabbè. diventi fisiologico appena arrivi in acqua. Va bene, no, in realtà appena arrivo in acqua, io mi ricordo quando andavo io che praticamente ci stava sempre qualche simpaticone che faceva falsi allarmi di squali e meduse e tipo uscivano tutti fuori dall'acqua, il bagnino tutto arrabbiato che non era vero. Eri tu quello che faceva gli scherzi, confesso. No, io ero lo squalo. Squale? Sì, no. Square Enix, no. Ero la medusa che toccava le signorine. No, non è vero, non è vero. Ci dissociamo. Mi defenestro dopo questo. Hai aperto la Windows. Sì, esatto. Allora, no, praticamente, no, in realtà volevo farti anche a te una domanda. Ci mancherebbe. Ma
te le zanzare come sono? Perché poi quello è importante, perché ho parlato prima di puntura di medusa, però pure le zanzare non scherzano, Allora, ti dirò effettivamente. che quest'anno le zanzare ci sono. Rispetto agli altri anni, io parlo qua a casa mia, ma anche in giro ne ho trovate un po' di meno. Ma sono enormi, cioè sono così grandi. Ma non sto Vabbè, scherzando. L'altro paio di notti fa stavo dormendo, mi sentivo qualcosa che mi camminava sul collo. Beh, pensavo, cavolo, sei una formica. Paf! e Una invece, zanzara e invece gigante che non no, aveva fatto ancora in tempo a pungermi, però cavolo, era enorme. E penso fosse e invece, una e zanzara invece era tigre. Ina. E penso fosse anche una zanzara tigre. Mm. Poi, come sai, ultimamente si parla spesso di zanzare, queste cose qua, per la questione della West Nile si chiama. Sì, perché ricordiamolo tutti, giustamente il nostro caro Alastor vive in Egitto e quindi c'ha le zanzare dalla West Nile. No, però qui in Sardegna negli ultimi anni ci sono state casi di persone che sono state male, sono state anche ricoverate, che sono state punte dalla zanzara che porta questo virus. Quello Il Covid, appunto. no, no, è un'altra cosa. Quello l'abbiamo già dato. Abbiamo già dato col Covid, bellissimo mese di lockdown, lo rifarei volentieri, mi alzavo tutti i giorni alle 9:30 del mattino e ero attaccato ai videogiochi e a Netflix e ai fumetti, tipo questi qui dietro. Però, torniamo all'argomento West Nile, se ne parla tantissimo ultimamente, in TV, nei telegiornali, un po' scatenando quella che secondo me può essere anche una psicosi. Perché ok, i casi non sono tanti, sono più o meno quelli che ci sono tutti gli anni. Però basterebbe fare anche una cosa molto molto semplice. Nelle zone dove c'è acquitrini, laghi, fiumi, valle varie, basta fare una bella disinfestazione. Per le zanzare, anche lì. Ciao, arrivederci. O mi sbaglio, mia cara Volpe? Sì, è anche per questo il motivo per cui non faccio più il bagno nelle pozzanghere. Lo facevi per risparmiare sull'acqua, tu. No, però effettivamente, ovviamente la si chiama West Nile, però in realtà la West Nile è la malattia che Esatto. trasmettono queste zanzare. Ma vuoi sapere invece il genere a cui appartengono, come si chiama? Perché fa molto ridere, perché Aspetta, bisogna questo annunciare tipo... il momento. Per questo è il momento Super Quark di Ina. Ci vorrebbe la Sì, sigla, la mettiamo per le prossime volte. effettivamente non sarebbe una cattiva idea, quindi... Intanto qua si... questa è la sigla. Perché l'effetto... Vabbè, sì, diciamo non è tanto divertente questa zanzara. No, però effettivamente fa parte del genere Culex, ok? Però già potrei finire così, però effettivamente oltre a parlare della malattia che non ci interessa, possiamo... sarà presente anche in autunno, non solo in estate. Però diciamo si trova più nella Val Padana, quindi Emilia Romagna, Veneto, anche se alcuni casi sono stati Nel anche, come hai detto Lazio. tu, Nel Lazio anche. Quest'anno. Lazio. Sì, stanno scendendo anche al sud quest'anno. Quindi, però tu mi avevi detto che in Sardegna già c'era da prima, quindi in Sì, realtà nell'Oristanese ci sono stati dei casi negli anni passati. Dunque, sì. E vabbè, diciamo non c'è un vaccino per questa malattia, quindi bisogna evitare le zanzare. dunque, tutti armati si chiama di DDT e anche un accendino, così fa la fiammata e siete sicuri che la zanzara la bruciate e non c'è più il problema. Grazie, la ringrazio. Grazie a lei, Graziella, grazie a tutti. E grazie al quarzo. Ora sì, super quarzo. Ok, quindi possiamo passare magari alla seconda domanda, che dici? Perché adesso abbiamo parlato di mare e tu che abiti sul Nilo praticamente. Io sì, Ma dall'altra parte della strada ci sono anche le Sfingi. appunto, vabbè, che poi in realtà
realtà Alastor ha detto che stava raccontando quella storia della zanzara che lo toccava di notte, però in realtà era Ina, però silenzio, non ditelo in giro. Ma soprattutto, ok, ma invece del mare, ci sta chi preferisce la montagna in vacanza? Allora, io, abitando in Sardegna, ti dirò mare sempre. Però Quindi comunque, Alastor team mare. vabbè, grazie al cavolo, io prendo adesso, se prendo la macchina, 5 minuti, esagerando adesso che c'è traffico, perché tutti vanno da quella parte, fai 10 minuti? Proprio se c'è il traffico di quello pazzesco, un quarto d'ora, io sono in spiaggia, sono al poetto della mia città, di quarto, comunque è un attimo. E comunque dove abito io, sono in una zona dove prendere la strada per andare nelle coste orientali della Sardegna, tipo Villa Simius, Costa Rei. Villa Simius tra l'altro anche dove c'è stato anche la settimana scorsa quel bruttissimo incendio. Eh, Aia. io ci metto ad arrivare lì mezz'ora, 40 minuti con poco traffico. Comunque io mi trovo in una posizione anche agevolata, comunque per andare al mare è un attimo, ma anche per andare in montagna, no? Mi è capitato in autunno, comunque sempre a maniche corte, perché comunque qui l'autunno non è fresco, è tiepido, diciamo così. Abbiamo le montagne qua lo stesso, che non saranno le Alpi, non saranno le Dolomiti, però sono dei bei monti dove fare delle belle passeggiate. Quando piove vai a cercare anche i funghi, quando la stagione è giusta, oppure vai per le sagre. Dunque alla fine qua c'è un po' di Le tutto. sagre Le si mangia sagre, bene? a voglia, a parte il classico maialetto, che quello te lo danno dappertutto in Sardegna, prendete qua il piatto nazionale. A seconda dei periodi ti posso poi mangiare agnello, i formaggi ovini, caprini e bovini. E puoi assaggiare, per esempio qui c'è un paese vicino che si chiama Burcei, che a giugno, soprattutto se fa bella stagione e non si rovinano le piante, fa la sagra delle ciliegie. E per Ah, mi me, piacciono le ciliegie buone. cavolo, e vai lì a 40 minuti da dove abito io, vai lì, ti mangi le ciliegie, ti mangi un bel piatto di malloreddus fatta con la salsiccia e il pecorino, quella che noi chiamiamo malloreddus alla campidanese, ti mangi un pezzo di magari maialetto, di porchettone o di agnello, 2 olive, salsiccia secca, pecorino, un bel bicchiere di vino ed è la felicità. Vabbè, diciamo che non è un menù adatto agli vegani. ambientalisti o ai vegani, insomma, e Sì. io sono d'accordo con questa cosa. Però tendenzialmente anche se qui sono un po' più attenti nelle sagre. Complimenti ai sardi comunque. Grazie. Ne rispondo io per il conto dei sardi. Dal momento che sei il re dei nuraghi. Il re dei nuraghi, esatto. Dei Qual è nuraghi il e dei plurale? nuragici. E il plurale del nuraghe qual è? Nuraghe, nurages, allora, detto in sardo, con la S. Quindi ti viene detto in maniera generica nuraghi, ma anche se suona un po' male, però nuraghi, ci sta anche nuraghe, i nuraghe, va bene anche così. Quindi genitivo sardo, sardones. Sì, esatto. È come quelle parole tipo katana, che non ha il plurale. Ti dici katana, praticamente un giapponese la usa su di te. O kimono, chi dici kimoni lo stesso. Katana? Kimono? No. Sono Kimono singolari quelle. Vabbè, è giusto perché in teoria ne hai una sola perché insomma siamo poveri e quindi non Il possiamo samurai ha permetterci. la katana lunga e quella corta, ricordati. Però La wakizashi, attenzione, ho studiato io. Ma comunque, sì. No, io invece sono stato solo una volta sulle Dolomiti e sono rimasto di sasso. Non c'era molto da fare, insomma. Non c'era la neve? No. Beh, mi sono fiondato direttamente in casa a dormire, effettivamente. Hai sentito che c'era freddo, una volpe ma in letargo? Sì, non era il mio ambiente. Ti posso fare una domanda? Pure 2. Tu allora, solitamente ci vai in vacanza? Ma sai che in realtà no.
Ultimamente, per via ovviamente di impegni, però solitamente andavo in vacanza con tutta la famiglia, e per tutta la famiglia pure il cane del cugino del cane di mio padre, e quindi cioè, stavamo davvero, vabbè, tipiche vacanze del sud. Se non vengono pure i parenti non stretti, Ho non è una capito, vi vera vacanza. caricavate la station wagon con tutta la casa sostanzialmente. Sì. No, Vedi? non ti dico, non ti dico i litigi, guarda, lasciamo Ma perdere. soprattutto tu dove stavi? Sul portapacchi o riuscivi a stare seduto dentro la No, macchina? io stavo sopra, proprio sopra il cruscotto dell'auto, che non Ah, c'era spazio. tipo Bubblehead. Sì, 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 esatto. Babbolina, potremmo dire. Hai risposto da solo. Esattamente. No? No, diciamo che è stato più, diciamo più scocciante andarci magari adesso che ho gli animaletti, perché fa un sacco di caldo e non si sentono bene, iniziano a non sentirsi Che animali bene, si hai? stanno troppo affettati. Che animali C'ho hai? un bel cane e un bel gattino. Ah, ok. E poi ci sei tu. Esatto, è la volpe, infatti. Facciamo la famiglia felice. Vabbè, io ho due gatti. Però ho la Vabbè, fortuna che sotto casa mia c'è mia madre, dunque se non ci sono io c'è lei. vabbè, il terzo l'ha mangiato il signore cinese che abita vicino a voi, io No, ve lo no, dico. no, non ho vicini cinesi e soprattutto i gatti dalle dicerie, ripeto, sono dicerie, li mangiano da un'altra parte qua in zona, non vi dico dove. A Quartu siamo famosi sempre per le dicerie, per mangiare un altro tipo di animale. Ma veramente? Te lo spiegherò dopo la live, perché lo dico qua, scateniamo gli animalisti contro. Ma ripeto, Ma, sono dicerie e falsi miti. ma che poi effettivamente io l'ho detto a caso, non sapevo di questa cosa, sai? Eh, ci sono Cioè, che tante cose che combinazione. non sai. Vabbè, bisogna imparare. Ah, guarda, guarda, in realtà possiamo anche aprire una parentesi sulla questione dei falsi miti, perché pure magari, che ne so, al sud, più nello specifico a Napoli, c'era tanti decenni fa come condimento il sangue di maiale col Ah, cioccolato, ok. il famoso sanguinaccio, se ti Il ricordi. sanguinaccio io si mangia, lo mangio, che qui esiste, si Sì, mangia sia dolce che salato. sì, che effettivamente adesso non si fa più col sangue del maiale, ma è solo fatto in un altro tipo di, un'altra maniera, senza abusare dell'animale. Quindi sì, per quelli che ancora credono che si faccia col sangue di maiale, si faceva tanti anni fa, adesso non più. Anche perché per questioni, penso, di sanitarie non si possa più vendere. Non lo so in realtà perché l'hanno tolto, però conoscendo le persone del sud, forse perché gli faceva pena l'animale, che ne so. C'è un sacco di empatia comunque in tutte queste decisioni che vengono fatte. Secondo? Ah. È la zanzara, vedi? La No, no, zanzara l'allergia di... alla pelle, alla pelliccia della volpe. Ah, ok, scusa, colpa mia, non O ti sei volevo in pettinato la realtà. coda e stai lasciando peli un po' dappertutto. Ma lo faccio apposta per darti fastidio. Allora, Comunque, comunque, tu che tipo di vabbè, vacanze facevi dunque? In famiglia? Ma vi sì, in famiglia. organizzavate per tempo? Facevate tutto? Oggi andiamo in campeggio, andiamo in questo posto e volavate lì. No, allora, noi sapevamo che dovevamo andare, non sapevamo il giorno, quindi praticamente uno iniziava a chiamare e diceva vogliamo andarci oggi e gli altri sì, e poi nessuno organizzato e tutti si mettevano in macchina aggregati come fossero tipo i Lego. Hai presente i Lego? Tutti, ogni tassello, le macchine piene andavamo. Cioè, Più era... Lego, più come il Tetris. No, magari il Tetris, se mettevo le buste una sopra l'altra non sparivano effettivamente, quindi no, no, occupavano sempre spazio. No, vedi, io almeno parlo per me, ma anche quando ero bambino io con i miei genitori erano sempre organizzate le vacanze, perché magari coincidevano con le ferie dei miei genitori, dunque dicevano andiamo qui e si andava.
Ha senso, ha più Ma si senso faceva questo. con un criterio. Adesso semplicemente io adesso non sono ancora in ferie, devo aspettare ancora 20 giorni sostanzialmente per andare in ferie. Io adesso il fine settimana arrivo tipo il martedì e il mercoledì, sento un amico, altri amici, oh questo sabato dove andiamo? Oh, andiamo al Lasciarmi in mare. spirito. Andiamo al mare e si va magari nella spiaggia che c'è, dico, verso Pula, o si va verso Villa Simius, o si sale un po' più su. E dunque è stata anche per me l'occasione per poi registrare gli shorts, come facevo anche altre foto in passato, anche i video, queste cose qua, e vi facciamo una bella giornata di mare, oppure come è successo di recente, che sono stato in Ogliastra, sono partito il venerdì, ho tutto organizzato, tutto prenotato per tempo, partito il venerdì sera, nel senso uscito da lavoro, doccia e partito, che si fa così, e ho fatto un weekend rientrando la domenica pomeriggio in Ogliastra. Comunque il tour delle carette, quello che sta uscendo ogni settimana praticamente, che ho ancora parecchio materiale come shorts, oppure cioè quello, poi vado a mangiare nel ristorante di un amico che è lì in zona. E tutti amici, Oppure vado a visitare, insomma, che sono di passaggio, paesi come Urassai, che avete visto lo stesso negli shorts. Sono zone che non ho ancora visitato io, che comunque per me è l'occasione per fare una passeggiata, vedere posti nuovi, soprattutto poi riproporli al pubblico del Nuraghe, che è arrivato a 776 iscritti. Voglio ringraziare tutti. congratulazioni. Grazie, voglio ringraziare tutti per il supporto, per i like, per le visualizzazioni, che negli ultimi tempi sono molte per cui sono gli standard del canale. Vabbè, dai, facciamo le dita, magari i 1000 per fine anno possono arrivare. Dunque, grazie. Dai, fine quest'anno 2000, dai. Magari mi accontento di 1000, visto che non sono impossibili. Poi, e non chiamatemi influencer, soprattutto una volta che arriverò ai 1000. Ti chiameremo Fluencer perché abiti sul Nilo e quindi sei fluido. E mi vedi con la mia zattera tipo Huckleberry Finn o Tom Sawyer. No, vabbè, ma che zattera, quelli hanno le barche, ma ti pensassi che sono, che cacchio ne so, Io i dico veneziani. zattera per non dire che con i guadagni di YouTube ho già lo yacht. Però. Ah, va bene, non avevo capito io perché... Ina, scusa. Sì, ottima citazione ad Assassin's Creed, comunque a caso la facciamo stealth cheat e yes. No, in ogni caso io sono per le vacanze sempre organizzate, anche se si tratta di 2 giorni o di un giorno. Ad esempio per le ferie che avrò a fine mese non ho ancora organizzato nulla, nel senso che ho altre cose da sistemare e poi valuterò, magari farò qualche giorno qua in giro per la Sardegna. Tra l'altro fra poco riprendono anche le sagre di autunno in Barbagia, ne ho già vista, ne ho già adocchiata una interessante. Comunque anche lì telefonino alla mano, stabilizzatore, tutto quello che serve, short su short. Ma quindi puoi portarci un sacco di nuovi contenuti. Ci puoi contare. L'idea è sempre quella, perché altrimenti non ha senso. Quindi mi raccomando, andate a vedere gli shorts di Ale, adesso che escono. E soprattutto andate a vedere anche, se vi piacciono i videogiochi, i shorts e i video di Ina. Che gioco giochi principalmente? Allora, per adesso sto portando Elden Ring, quindi anche gli shorts sono di Elden Ring. Ma adesso cosa facciamo? Facciamo un'inversione a U e torniamo sul tema vacanze? Pronto? Chi parla? Sono io, Ina. Ti volevo chiedere. Dimmi. Ma allora, pure quando sì, però in vacanza, meglio in città o meglio per fatti propri? Allora,
contando che a me è capitato di fare anche vacanze estive, non solo in grandi città, perché sono stato a Milano, sono stato anche a Barcellona d'estate. Le grandi città, per quanto possano essere belle da visitare, soprattutto città come possono essere proprio Milano, che sono più vuote, fanno caldo, fanno molto, c'è troppo caldo. Dunque preferisco vacanze in zone un po' più tranquille, più disabitate, che magari sono turistiche, però non vengono prese d'assalto come le zone, diciamo, più mainstream del turismo italiano. Vabbè, diciamo, dici la verità, tu in realtà vuoi la tangenziale per incontrare Ina, già lo sappiamo. Ma anche forse, ma anche forse. No, però comunque io sono per l'idea che ti debba anche rilassare quando vai in vacanza. Ah sì, Dunque, a voglia. che sia una bella passeggiata in mezzo a un bosco o in una spiaggia semideserta, e qua in Sardegna ultimamente devi andare praticamente all'alba per andare in una spiaggia semideserta. A prescindere adesso, quando ho fatto il tour delle calette, questo lo posso anche raccontare perché tanto è già uscito quello short. A Cala Ah Mari... sì. Sì, sì, a Cala Mariolu, che è quello forse uno dei primi short che ho caricato, dove si vede la spiaggia praticamente vuota, cioè proprio i sassolini, tutti i sassolini quelli della spiaggia, l'acqua pulita, e si sentiva solo il rumore del mare, quello che erano i suoni dell'estate sarda, se non sbaglio si chiamava lo short. Quello è stata un'occasione eccezionale, è stata una botta di deretano pazzesca, perché noi siamo partiti con la barca alle 7 del mattino, comunque presto. È stata la prima fermata che abbiamo fatto in spiaggia e siamo stati i primi ad arrivare. I primi. Dopo 20 minuti c'era il mondo, più mi ricorderò, perché poi mi ha dato un fastidio di quelli pazzeschi. C'era un bambino sui 7-8 anni a fianco alla mamma che aveva voglia di fare lo stupido, ha cominciato a urlare, che la voglia che c'era era quella di andare lì e dire oi, basta, che altrimenti il tuffo glielo facevo fare io per bene, nel senso in fondo nell'acqua alta. No, quella è una canzone Disney, in fondo al mare, Esatto, in fondo al mare. Della Sirenetta comunque, quindi anche qui tema mare. Esatto, però comunque, a parte quel momento lì, ho notato che c'erano le spiagge parecchio piene, dunque non è... te le godi, ci mancherebbe, però trovarti la spiaggia per 20 minuti tutta tua è una figata pazzesca, anche per 20 minuti. Poi È un'esperienza. Sì, perché è il relax, tu arrivi lì, ti metti a terra il tuo asciugamano, hai l'ombrellone e dici che bello, quando si sta bene, poi ti tuffi in acqua, perché è la prima cosa che vai a fare. Nel mare sardo, tra l'altro. Nel mare sardo, che ormai, tra l'altro, le spiagge che ho visto, che vi ho fatto vedere finora, c'è quella di Cala Colorizè, dove non si poteva scendere, non siamo scesi lì nella spiaggia, abbiamo fatto un bagno tuffandoci dalla barca diciamo a distanza, c'erano le boe che separavano la spiaggia, dunque eravamo dalla parte dell'acqua più alta. Quella spiaggia lì è semideserta perché ci si arriva tramite un'ora e mezza di trekking. Addirittura. Sì, non ci si può più arrivare in barca ed è stata dichiarata da alcuni giornali stranieri la spiaggia più bella del mondo. Comunque Ina, se vuoi venire a lavarti in Sardegna hai un bel po' di posti da vedere. Effettivamente c'è l'imbarazzo della scelta, quindi potrei effettivamente decidere di passare l'estate a lasciare peli in Sardegna. E l'importante è che non ti freghi la sabbia e i sassi,
Ti altrimenti sono fino a 4-5 Ma- euro di multa. Davvero? Sì. Se rubo i sassi mi fanno la multa? Adesso, a prescindere da tutto, se tu vai in quelle spiagge che ho stato io in Riastra, c'è una cosa che succede. Le pietre sono minuscole, proprio minuscole, tipo così, un centimetro, anche meno. Mentre tu cammini, hai le ciabatte camminando, ti entrano tutte sotto la ciabatta, in mezzo ai tuoi piedi e soffri come non so cosa. Io ero tutto, sembrava una papera camminando, ogni tanto mi dovevo scuotere i piedi che altrimenti portavo via tutto. Qua anche a te. Ma sai che effettivamente, anche non ironicamente, ero uno di quelli che se li conservava i sassi dalla forma strana quando andavo al mare. Qui è vietatissimo perché ci sono spiagge che nel corso degli anni sono state danneggiate dal fatto, nel senso che sono diminuite anche, perché i turisti italiani e non solo volevano il ricordo della Sardegna, sacchetti di sassi, sacchetti di sabbia, e se li portavano a casa. Vabbè, posso capire i sassi, ma che dovevano farci con la sabbia? Non lo so, non te lo so dire. Però è il ricordo della vacanza da portarsi via queste cose. Che io, Vabbè. Cioè, con tutti i souvenir che sicuramente poi avevano in città da vendere ai turisti. Comprati un coltello tipico sardo, comprati del prosciutto, del salame, del formaggio. Fai una bella foto. Perché anche quella ci sta. Comprati un tagliere di sughero. Ci sono una marea di cose. Una bottiglia di vino, un mirto, un'acquavite. Ci sono tutta una serie di cose che puoi comprare come ricordo. Ma perché cavolo ti devi prendere sabbia e sassi? Ma perché? Premesso che è successo anche di recente, lo scorso anno anche, che che arrivassero dei pacchi con dentro la sabbia o i sassi rubati dai turisti 20-30 anni prima e venissero rispediti ai comuni d'appartenenza e sono stati rimessi dov'era. Io mi immagino tipo fa venire i sensi di colpa. Sì, probabile, ma io immagino tipo che sicuramente con i poliziotti l'avranno fatto questo recupero. Cioè, io immagino... No, era un turista, se non sbaglio tedesco, ha inviato un pacco un comune della Sardegna. Dentro il pacco c'erano proprio dei barattoli, ma anche molti, di sabbia con i nomi delle spiagge da dove lui li ha presi. Vabbè, è stato preciso almeno. Sì, almeno quello. E poi ogni cioè, anno io mi immagino allora questi qui al comune, cioè che gli arrivano di tutto, magari tra lettere e cose, all'improvviso gli arrivano pacchi così di sabbia che dici ma questa da dove arriva? What the fuck? Esattamente. Ma poi conta che ogni anno, soprattutto quando i turisti ripartono, negli aeroporti sardi fanno i controlli e trovano tuttora. Trovano magari piccole quantità di conchiglie che non si possono raccogliere lo stesso, sabbia e sassi. Dunque partono i multoni. E c'è anche sempre qualcuno che fa l'indignato. Ma io volevo un ricordo, Ma che no, non lo puoi fare. Esistono delle leggi, vai a cercartele. Ma se lo fai, sappi che prima o poi la giustizia arriva. Quantomeno i controlli all'aeroporto e arrivano i multoni. Immagina di prendere una multa perché hai rubato dei sassi. Cioè, devi essere abbastanza scemo, secondo me. Io ripeto, preferisco un bel souvenir comprato che poi per andare in certe spiagge devi pagare il ticket, perché sono magari spiagge come ero chiuso. Sì. Intanto saluto il Manifesto Sardo, ben trovato in live. Manifesto Sardo è una rivista online, è un giornale online sardo che ha diversi persone che lo seguono, me compreso, e dunque mi fa piacere trovarlo qua. Vabbè, viva Sassari! Viva Sassari, così a caso. Comunque, questo dicevo, da quando abbiamo risolto i problemi della chat è anche il primo commento che arriva. Se vai a vedere. Ah sì? Esatto.
perché adesso abbiamo la chat. Vabbè, lo dico come se magari avessimo fatto tante live senza, però in realtà solo una. Seconda, siamo alla seconda, cioè non abbiamo un mazzo E da già abbiamo fare. aggiustato. Sabato pomeriggio ad agosto ci mettiamo a fare le live, ovviamente come due scemi. Perché siamo comunque tutto sommato. Però siamo bravi almeno, quindi ci tentiamo. Abbiamo già risolto i problemi logistici, questo è l'importante. Esatto. Comunque, alla fine tu hai sempre fatto vacanze improvvisate, giusto? Guarda, scusa, non ti ho sentito allagato. Tu comunque hai sempre fatto delle vacanze improvvisate. Sì. Sì, la parola più giusta serve. Improvvisate alla cazzo di cane, non lo so, Lupin terzo. Come le vuoi mettere la metti. Esatto. Però effettivamente era abbastanza caotica quanto divertente, perché non sapevo mai dove si finiva né dove iniziava effettivamente. Perché, Già molto se l'hai finita in prigione. Effettivamente no, però quasi. No, in realtà non è vero, scherzo. No, effettivamente mi è sbloccato un ricordo, perché effettivamente Ti hanno una volta Cos'è? no, non ero io, era un mio omonimo. Scusami. Vabbè, No, mi ricordo questa cosa, che tipo trovavo un distributore di mutandine da donna. Questa cosa ancora mi è rimasta impressa questa cosa, perché appunto hai detto bene Tokyo, perché è molto giapponese, però per qualche strano motivo trovai questo distributore e non capii, perché non si capiva bene dall'involucro esterno. Vedevo questo distributo perché a me mi piaceva collezionare magari souvenir, no, soprattutto no, stavo pensando che adesso si scopre un tuo feticismo. No, io mi piaceva collezionare quelle palline che rimbalzavano. Non so se hai presente. Le palline matte. E praticamente mi trovo su distributore che pensavo ce ne fossero dentro, e all'improvviso mi trovo dei mutandoni da nonna che dico: ma questi che cosa ci devo fare effettivamente? Adesso mi hai fatto venire mi metto una cosa. Settimana scorsa, nel delirio del fine settimana, sono andato con un gruppo di amici a cena fuori, abbiamo fatto un giro, siamo andati a giocare in una sala giochi di un centro commerciale che c'è qua in zona. E uscendo dal centro commerciale, visto che l'ingresso l'abbiamo notato, c'era un distributore dove a 10 euro potevi comprare mutande da uomo nuove con la scatola. Io non l'ho mai vista in vita mia, ed erano anche mutande di marca. Comunque adesso mi hai fatto vedere un flash. Un brutto flash. Sì, tra l'altro, io sono rimasto un pochettino, come posso dire, interdetto, perché ho detto, che cazzo ci fa? È pieno di negozi che mettono calze e mutande qui dentro e mi mette un distributore automatico per gli slip. E potevi scegliere proprio la taglia, il colore, cioè, e pagavi solamente col bancomat 10 euro per il tuo paio di mutande. Dunque Ina, se vieni in Sardegna hai problemi, devi comprare mutande al volo, sai che lì le trovi a tutte le ore, almeno fino alla chiusura del centro commerciale la notte. Sarei interessato più ai calzini che alle mutande, così la verità. Comunque, qual è stata la vacanza più bella che tu ricordi? La vacanza più bella... ma in realtà nessuna, perché finivamo sempre in galera, quindi magari a me almeno si stava al fresco, guarda. Questo lo posso dire, le carceri sono molto comode per chi magari è di viaggio. C'è fresco e c'è la pappa gratis e fa pure fresco, no? C'è poca gente soprattutto. Sì, in estate sì, effettivamente. Almeno almeno alla stazione di polizia, sì, lì pochi. No,
scherzi a parte, adesso qual è stata la vacanza che tu ricordi nella tua breve vita di Volpe? No, ti devo dire la verità, non era neanche questione di mare, ma quando andai all'hotel, effettivamente andai all'hotel che c'aveva piscina, cioè andavo la mattina, allora, bellissimo, andavo la mattina che c'era il bar che c'aveva la sala giochi, e quindi lì giocai per la prima volta Street Fighter e Metal Slug, cioè ti dico... Ma giochi vecchi dunque anche. Sì, ma no. E che ti dico, cioè lì ci sprecai un sacco per giocare le vite lì, cioè, all'epoca dovevi metterci l'euro per avere una vita. Ti dà voglia di euro che ci ho buttato in quelle macchinette, quelle e poi quelle delle palline che collezionavo. Ecco perché E sei questa era povero. esattamente. Sì. E questa era la colazione. Poi la mattina, no, la mattina, no, sì, la mattina piscina, poi il pomeriggio mare. Cioè, e questa era la routine, e poi la sera, Abbuffata. dato che sì, andavo nei locali, c'erano gli animatori, in realtà sì, quando l'Italia aveva ancora i soldi si facevano Era le un cose, resort alla fine. e adesso un po' meno, un po' meno. Era una specie di resort dunque. Vabbè, no, non lo definirei resort perché non era, cioè, a vederlo da lontano non diresti che è abitabile addirittura, effettivamente, però sì, era bellino più all'interno che all'esterno. Ma invece io mi ricordo, ero da bambino con i miei genitori, perché mio fratello all'epoca penso non fosse ancora nato, ma era molto piccolo. Comunque ti parlo di qualche era geologica fa. Andammo in vacanza in albergo. Andavo in vacanza in un albergo nella zona di Lanusei, se non sbaglio. E praticamente passammo lì. Era autunno, dunque c'erano castagneti, c'era fresco, si stava bene, facevi lunghe passeggiate, andare a cercare le castagne. E queste cose qua, e c'era, mi ricordo, mi ero messo a giocare per ping pong, tanto per dire, con la figlia dei proprietari dell'albergo che aveva la mia età. E mi ricordo questa vacanza come una vacanza diversa, piacevole, non al mare come puoi vedere, una delle poche cose che abbiamo fatto di questo genere con i miei genitori quando ero bambino. Che malandrino ha la storia. Sciupa femmine. Invece, secondo te, come ci si gode l'estate quando si rimane in città? Quando sei tu che prendi i soldi praticamente senza fare niente. Allora io parlo per me. Ovvero Ho la quando fortuna sei il proprietario, no, guarda, quando sei il proprietario di un locale. Ok. Ah, dimmi. No, dimmi, facevo un discorso. Continua. Ah, no, rispondevo alla domanda. Ah, Io penso che quelli che se la godono di più sono quelli che hanno i locali con i camerieri pagati in nero, quindi non pagati ci a dissociamo. volte, e vabbè, beh, oddio, dipende da chi si deve dissociare qui, perché No, effettivamente noi ci dissociamo da chi paga le persone in nero. ovviamente, no, io mi associo invece ai camerieri perché, vabbè, giustamente, essendo un universitario squattrinato come tutti quanti, ovviamente ho gli amici camerieri e mi hanno raccontato certe faccende riguardanti proprio i locali e la gestione dei balneari al mare. Per non parlare dei locali turistici, faccio un esempio qua in Sardegna, a Cagliari, non solo, dove Sì. i proprietari si lamentano ogni anno
che i giovani non vogliono più fare il cameriere perché preferiscono fare i disoccupati o che non vogliono più lavorare nel settore. Comincio io con un ragionamento un pochettino del cavolo. Ma porca pupazza, come puoi pretendere di assumere un ragazzo di 20 anni per fargli fare uno spezzato di 12 ore? Ma anche 16, Per pagarlo una miseria al confronto a quello che dovresti dare. Magari facendo anche finta di pagargli gli straordinari. Oppure direttamente non glieli paghi. E con un giorno di riposo settimanale. Grazie al quarzo che ti dicono di andare a quel paese. C'hanno ragione loro. Ale, ma effettivamente, cioè, ma non ironicamente guadagnano di più non lavorando, perché effettivamente possono investire il loro tempo per fare qualcosa sul lungo termine, addirittura. Sì, ma almeno se tu devi avere dei dipendenti, se nel settore alimentare o comunque nel turismo esiste un contratto di lavoro nazionale, li devi pagare in maniera umana, giusta. Quantomeno devono arrivare al lavoro sicuri di avere il tatto di pagarsi la benzina, quantomeno, e soprattutto non devono alzarsi la mattina e imprecare perché devono andare al lavoro e farsi un mazzo tanto, sto facendo un gesto per un mazzo tanto per 2 soldi. E soprattutto lo spezzato ti massacra. A me è capitato qualche estate di fare dei giorni nel settore del cibo, diciamo, in un locale. Comunque ti fai un mazzo, devi non è così semplice, la ristorazione non è facile e comunque i dipendenti vanno pagati equamente. Dopo questo mi do la politica e fondo partito. Sì, è tipo il motto di quel partito sarà rendiamo la Sardegna grande di nuovo e quindi MSGA? vedi, ci sta pure. No, e quindi in realtà mi faccio fare un mi faccio la bronzatura arancione e mi faccio il riporto biondo. Attenzione a te, attenzione che troppe lampade fanno male, io questo lo dico sempre. Ma infatti ho il ring qua davanti che è messo su luce bianca, che se usassi la luce gialla sembrerebbe più davvero il Mr. President. Ma soprattutto io poi questa cosa la vorrei ricordare, molte volte quelli che vanno a lavorare come camerieri sono minorenni. Sì, che sono ragazzini che vanno a farsi la stagione per mettere da parte 2 soldi. Mm-hmm. Oltre che gli studenti universitari. Perché che per la maggior parte sono più gli universitari, perché ormai la paghetta uno se la prende facendo altro, non il cameriere. Sì. È più facile fare il food influencer. Sì, esatto. Oppure l'OnlyFanser come Inarimiko, mi raccomando, iscrivetevi. Ha le foto della sua coda. Ovvio. Ma è che comunque, tra l'altro, anche con tutti questi problemi, è il settore più redditizio. Perché, sì. quello con le concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari. Allora, Le imprese pagano dei canoni veramente ridicoli, talvolta meno dell'1% del loro fatturato, che possono ovviamente superare centinaia di migliaia di euro. Quindi, cioè, effettivamente è un po' strana questa proporzione. Allora, ti posso dire una cosa: tu quando prendi un appezzamento di spiaggia per fare il chiosco, basta vedere il appezzamento di Sardegna per caso. Vabbè, per fare c'è sbagliato. Per fare il chiosco, prima di tutto partecipi a un bando, ok, per l'assegnazione, vinci quel bando. Tipo appalto, dici? Sì. Loro ti danno i permessi per fare l'attività. Tu ovviamente devi avere di tuo tutti i permessi, tipo per somministrare alcolici e cibo, che quelli costano parecchio. Io pensavo l'aranciato. No, la struttura che devi fare,
il chiosco, mettilo così, che sia un chiosco dove ci stanno 40 persone, 50 o 100, in base ovviamente alle disposizioni che un comune dà sulla grandezza, anche lì lo fai a spese tue, se non c'è. Se c'è già, lo devi rimettere su, comunque, lo devi rendere funzionale, comunque ha delle spese di partenza importanti. Poi è vero, una volta che quello entra a regime, non ti dico in un anno, ma in un paio d'anni ti recuperi le spese fatte, e soprattutto tu con con gli incassi fatti in una stagione estiva, non dico che ci puoi campare tutto l'anno, ma quasi. Ci campi, diciamo. Poi dipende anche in che zona sei, perché se sei, faccio un esempio, in Romagna, dove quelle strutture sono solo estive e d'inverno non c'è più nulla, qui in Sardegna sono strutture che più o meno possono, quantomeno i chioschi come bar, ristoranti, possono più o meno lavorare tutto l'anno. Ma se magari non la settimana, fare ad esempio da novembre a marzo, non settimane intere, ma il fine settimana lavorano anche benino, perché se c'è una giornata di sole vanno tutti in spiaggia a fare colazione, a fare l'aperitivo, chi ci rimane a pranzo. Dunque alla fine continui a lavorare. Vabbè, sì, è più semplice, è più Dipende sempre comodo. dalle zone, perché se sei in Sicilia penso sia uguale, in Campania lo stesso, dipende tutto da come funzionano lì le Vabbè sì, perché lì trovandosi di più all'equatore le stagioni sono più quelle calde anche in inverno, fa più caldo. Vabbè. Al nord vai, più c'è la neve. Beh, in Emilia Romagna se vai d'inverno e magari tu hai giornata di pioggia, c'è brutto, queste cose qua, tutto smontato, ti fai una passeggiata in spiaggia magari perché vuoi rilassarti, ma non ti fermi vabbè, tutti quei locali che funzionano d'estate non ci sono più, praticamente lo sono più. Vabbè si li tengono chiusi. Ma effettivamente sulla questione dell'appalto ci sta un'altra cosa che io so che dà fastidio ai balneari, perché molto spesso le cessioni sono automatiche, cioè ovvero che sono rinnovate senza gare pubbliche. Cioè questo che si traduce in quello lì che ce l'aveva l'anno scorso continua ad avercelo senza aver vinto nulla, e quello nuovo che vorrebbe magari partecipare e mettere magari anche fare anche concorrenza non può farlo. Allora, cioè è fantastica questa cosa. Sì, lì c'è da capire quali sono le normative, perché se c'è il diritto di prelazione c'era chi c'è già, nel senso io vengo prima di un altro, nel senso io mi voglio mantenere il mio chiosco e dunque sono disposto a rinnovare, a chiedere il rinnovo. È una questione tutta dovuta dalla politica locale, perché ti possono fare anche il rinnovo della concessione e tu manco lo sai, perché succede. O ci sono qui lo dico e qui lo nego perché io non so esattamente come funzionino e se come succede accordi così, però non vado a dire, non sto dicendo che vale per tutti i titolari di chioschi, attività, però vabbè, anche perché sarebbe impossibile saperlo, anche per il numero che c'è, uno non può controllarli tutti. Esatto. Per esempio faccio l'esempio dove abito io a Quartu, nel Poetto. Adesso stanno facendo il nuovo piano del litorale dove verranno date nuove concessioni, ma semplicemente ci sono delle zone dove praticamente non ci sono né chioschi né stabilimenti. Proprio la spiaggia libera tu la devi sempre garantire ovviamente, però se hai la possibilità di aggiungere dei servizi che non ci sono, soprattutto in un periodo dove la mia città in particolare sta avendo un'enorme crescita dal punto di vista turistico, grazie al fatto che molte persone vengono qui e B&B, perché Cagliari sta diventando anche cara da quel punto di vista. Vengono nei B&B qua, ci sono i servizi pubblici che sono ottimi e funzionano, sei vicino comunque alle spiagge, sei vicino a Cagliari, ti puoi prendere la macchina in affitto e come ti dicevo 40 minuti sei in diversi posti, dunque alla fine conviene. Dunque ci sono anche delle spiagge che sono davvero davvero belle, tipo Mare Pintau, Geremeas e altre. Dunque ci sono tanti turisti,
i ristoranti per il primo, testimone, settimana scorsa di sabato non riuscivo a trovare un posto dove mangiare una pizza con i miei amici, tutto pieno. Ci sono i turisti, girano, dunque devi garantire servizi che prima non c'erano. Dunque è anche giusto che vengano fatte delle concessioni, l'importante è che siano tutte fatte in regola, che i titolari di queste concessioni non facciano come hanno fatto alcuni a Cagliari, che hanno, visto che non c'era un piano del litorale, si sono permessi, si sono autorizzati a fare chioschi forse un po' più grandi rispetto a quelli che in teoria dovevano avere. Infatti adesso i chioschi sono tutti uguali, il comune di Cagliari al tempo quando fece il piano del litorale decise ok, i chioschi devono essere così, standard, uguali per tutti, e adesso sono così. Spero, che mi auguro che anche nel mio comune sia la stessa cosa, che altrimenti c'è sempre qualche furbetto. Vabbè, quindi possiamo dire che in Sardegna ha vinto il bene, diciamo, forse, no, non lo sapremo mai. Te lo dico con l'accento di Cagliari, ha vinto il bene. Ah, tra l'altro, vabbè, quindi se qualcuno vuole andare a menare la Sorgia può sapere la sua locazione, quindi adesso anzi ve la mando pure su Google Maps, scrivetemi in privato. Abito a casa di Ina proprio da stasera. Cosa difficile perché Ina abita sotto i ponti, lo sanno tutti. E siamo arrivati praticamente ad un'ora di live che è volata. Avrei anche altre 250.000 domande, argomenti che avremmo potuto affrontare. Ad esempio, Ina come va in bagno se sta sotto i ponti? La fa dietro i pilastri dei ponti. E vedi, per questo rimangono puliti. Esatto. Perché li lava Ina. La lavina. Comunque, detto questo, la nostra ora l'abbiamo fatta, che dici? Sì, se vuoi completare. Io dovrei anche, oggi è sabato, mi devo preparare per andare a fare i bagordi. Oggi è il mio giorno di sgarro dalla dieta, perché sì, sono a dieta a stecchetto. Comunque invece devo andare in tangenziale tra qualche ora. L'altro lavoro, chiamo. Sì. Lava i vetri alle macchine, Ina. Sì, bisogna lavorare comunque, quindi sì. Non dai balbinari però. Esatto. Dai, la chiudiamo così, dai. Io voglio ringraziare il Manifesto Sardo che ha scritto in chat, il primo della chat che scrive. Comunque, alleluia, alleluia. Non l'ho chiamata, non l'ho chiamata. Assolutamente no. È andata bene. L'audio, abbiamo fatto i test prima di pranzo, dovrebbe essere perfetto, tutto quello di Ina. Sì, questa volta abbiamo aggiustato anche l'audio, quindi per non urtarvi ulteriormente le orecchie. Esatto. Speriamo che non ci siano degli alert del copyright come l'ultima volta, anche se la musica che voi da casa sentite è copyright free. Io vi dico che ci becchiamo a questo punto alla prossima live, che sarà ormai Ina, lo possiamo dire, le nostre live, se va tutto liscio, potrebbero avere una frequenza mensile, giusto? Sì, quindi ogni martedì papa. Esatto, in base ai nostri impegni. Ci vediamo alla prossima live, più o meno che sarà verso settembre. Vi ringrazio, seguite Ina nel suo canale YouTube, su TikTok, tutti i social e l'OnlyFans. E l'OnlyFans, mi raccomando, e dategli 2 soldi, tenti questo qua, ogni volta gli devo mandare io 50 euro per farsi la spesa. E seguite ovviamente il Nuraghe di Alastor su TikTok, nelle live qua su YouTube, e poi ovviamente su YouTube, e ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti e ci vediamo, ciao ciao. Ciao belli.